Dai. Chiamami Rosario. Diciamo che quasi fatto lo facciamo dopo l'apertura. Oggi possiamo dire che è una è importante per noi perché vogliamo cambiare il Veneto ad essere laboratorio per la riforma e quindi per il federalismo. La Lega ha bisogno di una regione che applichi le idee e gli atti amministrativi che a Roma si sono approvati. E se qui a Roma dicono che potrebbe essere un sorpasso del Ma noi in questa fase non siamo tanto concentrati sui sorpassi quanto sul fatto che i cittadini vadano a votare. Siamo molto preoccupati che sia a rischio bassa affluenza alle urne. Forse il segreto della coerenza di 25-30 anni di mantenimento della barra dritta, sempre nella stessa direzione, di parlare di immigrazione, di parlare di temi che stanno a cuore alla nostra gente, di parlare di federalismo, ma poi dimostrare che anche l'ultimo dei nostri amministratori applica questa cosa. Il nostro vicepresidente della provincia di Pordenone, il capo della polizia provinciale di Pordenone. C'era la delegazione pordenonese a salutare. Grazie. Perché siamo tutti contenti. Grazie mille, grazie. Casaia, ministro dell'agricoltura e candidato commendatore della Veneto, l'ultimo giorno di campagna elettorale a Portogruaro, perché a Portogruaro? Semplicemente per un motivo, perché questo è un luogo simbolo dei nostri territori, è la volontà di dire fino in fondo che questa non è periferia del Veneto, ma è il Veneto. Portogruaro, fra l'altro, incorpora in sé dei valori di identità unici per il Veneto, per cui il Veneto senza Portogruaro non sarebbe il Veneto. Ecco, lei nel suo discorso ha fatto presente che il voto non è scontato, quindi è un invito ad andare a votare. Assolutamente sì, evitiamo di festeggiare prima della fine delle elezioni, attendiamo con pazienza il risultato delle urne, ma soprattutto andiamo a votare, perché comunque per andare a fare le riforme ci vogliono i voti e ci vuole il consenso popolare. Al posto di Zaia come ministro dell'agricoltura, Galan? Ma guardi, questa è una partita che discuteranno Bossi e Berlusconi in sede politica, dopodiché la persona designata andrà a giurare davanti al Capo dello Stato sulla Costituzione. Tutto il resto sono fantasie. Cosa ne pensa della candidatura di tavolo del centro-destra che ha unito Lega, PDL, UDC, tutti quanti? La dimostrazione che è l'uomo del dialogo, l'uomo dell'affidabilità, è l'uomo che attende di essere ormai da un anno, se non ricordo male, sindaco, si meritava già di esserlo prima, evidentemente anche qui abbiamo dovuto rifare le elezioni, era sindaco per noi prima e lo sarà anche adesso. Forse occorrerà rifare le leggi? Occorrerà rifare ad esempio lo statuto regionale, definire una nuova legge elettorale regionale, definire le radici cristiane di questa carta costituzionale, ma soprattutto definire che i presidenti facciano solo 2 mandati. Grazie, ciao. Ciao, ci vediamo di là. Arrivederci, buongiorno. Partiamo. Aspetta che a macchina.